Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Grande Antonino, grandissimo Antonino, che mi stupisce con Birdland dei Weather Report. Tra parentesi, dovrebbe essere il primo album dove nella formazione entra Jaco Pastorius, ma te sei un numero uno, sei il numero uno stasera per me. Milano è una città che non si ferma mai, una città forte, una città che lavora, una città da godere, una Milano da bere. Vi manco già, eh? Ve lo ricordate quando c'era Pillitteri sindaco? Quando noi garofani avevamo la città in mano? Sì che si stava bene a Milano, eh? Il vostro Bettino vi manca? Sì, ci manchi Bettino tanto, lo ammetto. E che cavolo, io sono craxiano ad persona, a me che Ad cavolo. Però guarda, io a un certo punto Dimmi. Mi hai stupito, con i Weather Report stasera mi hai emozionato. Ma ci con voleva questo titolo così ricercato, guarda. Ci voleva venerdì sera, dopo tutto, anche perché... Dovete pensare, allora, noi naturalmente cantavamo e c'era la voce, c'era Antonino che faceva con la voce, faceva sax. Prima però, mentre, non durante naturalmente l'editoriale del nostro direttore, ma subito dopo, mentre aspettavamo, cantavamo l'inno del corpo sciolto. Quindi vi dico la verità, ve la riproporremo nelle prossime puntate. Mi tiro giù gli accordi e la suoneremo insieme. Sì, la così ci cacciano e non se ne parla più. ma perché Benigni o perché l'inno del corpo sciolto? Beh, perché è l'inno più che altro, no? Visto il tema, no? Vai. Grande Weather Report. Con la sordina pure. 18 e 19 minuti. 18 e 19 minuti. E allora, 18 e 19 minuti, io ti devo confessare che quando ho dovuto scegliere un ideale di vita, alla fine, in finale, sono arrivati Umberto Smaila e Gianni De Michelis. E lì ti assicuro che è stata tosta, perché io ho vissuto giornate di crisi. No, che cacchio ridi? Ma niente, vatti a sentire Frank Zappa, va. Cioè, io quando mi sono trovato davanti alla scelta, per carità, massimo rispetto per Frank, ma
quando io dovevo scegliere un ideale di vita, cioè Umberto Smaila o Gianni De Michelis, lì io ho passato giornate di crisi molto pesanti, dopodiché alla fine per un'incollatura ha vinto Gianni De Michelis. Pensavo Umberto Smaila. No, il mio un colpo grosso Gianni che ha De Michelis, la nostra esistenza. Figli degli anni '80, colpo grosso ci ha segnato la nostra esistenza, insomma. Beato te che lo guardavi, io alle 21 a dormire, fine del discorso. Mio caro. Io ho scoperto di essere un nottambulo quando sono arrivato all'università. Allora lì io, da buon goliarda, sono diventato un nottambulo e prima delle 3 io non andavo a dormire. Bene. Però, e la notte mi ha insegnato molto, devo dirti la verità. Vogliamo sapere fuori gli altarini? Molto semplice, la notte è il momento in cui le persone sono più vere perché regala un'indescrivibile sensazione di libertà. Ci hai mai fatto caso? Ma io non lo so, perché ormai le mie serate sono da pantofolaio e esco veramente con una... Io sono obbligato per un ruolo, per altre cose che faccio, a dover andare a cena. Lo sai che è la cosa che mi pesa di più in assoluto? Io lavoravo di notte perché da pescatore di acciughe, quindi... Però se devo uscire per andarmi a divertire in mezzo alla gente, la confusione per me è la morte. Per me è la morte. Io sto bene la sera o lavoro o in navigazione, viene da pensare, o davanti con la famiglia bello tranquillo. Io allora lo vedi che la notte regala anche a te un'indescrivibile sensazione di libertà, se sei in navigazione o se lavori. Bravo. Allora. Parte, sono 18-21 minuti, ti riporto, prendiamo l'Antonino CNN, sì. L'Antonino BBC, l'Antonino cronista. Sì. BNN. Bravo. Dai, fammi fare la persona seria. Aggiornaci un po' un attimino su quello che sta succedendo nel mondo, dai. Niente, per il momento siamo ancora qua con Iran International e appunto il ministro degli esteri iraniano dice che non ci sarà alcun modo e maniera di dialogare con come si dice, con gli americani. Per cui ormai siamo ai ferri corti. Altre notizie per adesso sembrano non essercene, non c'è granché anche sulla CNN, anche se la CNN adesso sta puntando molto sull'Alberta. Ne aveva parlato il nostro Raimondo da Padova qualche giorno fa, perché sì, l'Alberta è una provincia del Canada che al tempo in cui c'era la Buonanima di mio papà era uno dei posti più poveri che ci fossero sulla faccia della terra e tra l'altro nessuno ci voleva emigrare. Dopodiché trovarono lo shale gas, il petrolio, sai, quello dello scisto bituminoso, ed è diventata una specie di Las Vegas in salsa canadese. Qual è il fatto? Da tempo c'è un movimento che vuole il referendum per l'indipendenza della provincia dell'Alberta e la premier, perché ogni provincia ha un premier, ha un governo, la premier ha incontrato l'anno scorso Trump a Mar-a-Lago. Ora è venuto fuori che a quanto pare dei funzionari della Casa Bianca sono stati in Alberta e hanno incontrato i funzionari responsabili di questo partito che vuole l'indipendenza. Quindi questo ha causato un enorme scandalo nel paese, tant'è vero che i vari premier delle varie province hanno accusato quella dell'Alberta di essere una traditrice che dovrebbe andare ai ferri. Quindi il Canada sta un po' ballando sull'orlo del precipizio con questa storia del separatismo dell'Alberta, che poi sai, noi, dico noi perché è anche il mio paese, noi ci eravamo in qualche modo abituati. Ma te il passaporto canadese sempre, sì, giusto? Signore. Sì, signore. Ma ci vai mai in Canada? Non ho avuto il piacere ancora di andarci, ebbene sì, però ci andrò. Ho promesso a me stesso che voglio visitare questo paese perché è un paese straordinario. Io avevo il fatto è che io sono cresciuto avendo, come ti dico, avendo il mondo di lingua anglosassone in casa, perché io avevo mio padre che aveva passato buona parte della sua vita nel mondo anglosassone e quindi io ho imparato com'è che pensano, com'è che ragionano, com'è che agiscono, eccetera, eccetera. Ed è stata una grande scuola di vita, oltre al fatto che è stato lui a insegnarmi l'inglese, perché se no io sarei ancora the pennies on the table.
Lui mi metteva, mi ricordo, la sera davanti alla radio Grundig e alle 8 della sera si sentiva la BBC nelle onde medie che faceva il segnale d'apertura, il Lilli Burlero, e poi c'era Here's the News, il giornale radio della BBC delle ore 19. Lui diceva: all'inizio non capisci niente, ma tu ascolta, che piano piano impari. E è stato così. È stato così. Vabbè. Bene. Domani, tra l'altro, sono 8 anni che se n'è andato, quindi grazie per avermelo fatto ricordare. Allora, ciao papà. Allora, prima di passare, che vogliamo dire? Vogliamo parlare della rassegna stampa, oppure vogliamo parlare un attimo di Boualem Sansal, di cui vi ho parlato spesso e volentieri in questa trasmissione? Io farei la seconda, che per la rassegna stampa la stavo guardando mentre tu mi parlavi dello stato di Albania. Allora, io vi voglio dire questo. E vedevo che c'erano delle notizie interessanti, ma mi interessa un attimino quello che, insomma, possiamo anche riproporre la prossima settimana, ecco quello che ti volevo dire. Vai. Va bene. Allora, io vi devo dire questo. Boualem Sansal, ne ho parlato spesso di lui qui in trasmissione, vi ho detto che è un eroe. Vi ho detto anche, se potete, procuratevi 2084, che è il suo romanzo che segna una sorta di versione finale rispetto a Il Campo dei Santi del 1973, poi c'è Sottomissione di Houellebecq sulla Francia che viene islamizzata, un romanzo del 2022, sapete che Houellebecq ha disconosciuto il romanzo, ma è inutile che stiamo a fare i fessi. Sul romanzo c'è il tuo nome, pigli pure i diritti, quindi non fare tanto il figo. E poi c'è Boualem Sansal, che è una figura straordinaria, perché quest'uomo è andato in galera malato di cancro per le sue idee. Bene, Boualem Sansal, e vi ripeto, leggetevi questo benedetto 2084 perché è un libro che vi farà riflettere molto, scrive oggi il Corriere della Sera che circa 3 mesi dopo il suo rilascio dal carcere in Algeria, lo scrittore Sansal è stato eletto ieri all'Académie Française con 25 voti su 26, diventando così il 746esimo immortale nella storia dell'istituzione fondata dal cardinale Richelieu. Occuperà il posto numero 3, quello dell'avvocato francese Jean-Denis Bredin, scomparso nel 21. Sono un po' euforico perché sto assaporando la libertà, le piccole cose come il buon cibo. Non potete immaginare quanto le piccole cose ora siano grandi piaceri, ha detto pochi giorni fa, ricevendo a Strasburgo la medaglia della città. La vita dello scrittore franco-algerino, pubblicato in Italia da Neri Pozza e prima da Einaudi, è cambiata radicalmente il 16 novembre del 24, quando è stata arrestata e incarcerata al suo arrivo all'aeroporto di Algeri. In Francia è subito scattata una mobilitazione a favore dell'ex funzionario intellettuale ateo, oppositore dei jihadisti, duro critico del sistema di potere algerino. È stato condannato a 5 anni con l'accusa di attentato all'unità nazionale, dopo alcune dichiarazioni rilasciate nell'ottobre del 24 su Algeria e Marocco alla rivista Frontier. Anche grazie alla mediazione del presidente della Repubblica tedesca, Frank-Walter Steinmeier, che è intervenuto personalmente presso il presidente algerino Abdelmajid Tebboune, Sansal è stato infine graziato e liberato come gesto umanitario, legato alla necessità di curarsi dal cancro. Nelle carceri algerine, per reati d'opinione, resta il giornalista Christophe Gleiset. Tanto io vi dovevo. Vi ricordo 2084 di Boualem Sansal. Lo potete trovare nelle migliori biblioteche, potete ordinarlo anche alla biblioteca comunale che lo trovate e vi fate questa lettura, tanto non è nemmeno un libro molto lungo, ma vi garantisco che vale il vostro tempo. Lorenzo, sono le 18, 29 e 16 secondi, io direi che possiamo chiudere qua e ci ritroviamo tra una settimana, che dici? Assolutamente sì, io ti ascoltavo in religioso silenzio perché era veramente interessante. Io vi saluto, la prossima settimana vedremo un po' il da farsi, naturalmente avremo tanto di cui parlare. Oggi abbiamo parlato di tecniche di evoluzione assistita, che abbiamo cercato di spiegare, anche portare un punto di vista, diciamo, molto pragmatico e senza ideologia, perché molte volte quando si parla di scienza, si parla di agricoltura, l'ideologia rimane fuori dalla porta e bisogna essere estremamente pragmatici. Questo serve un po'. L'ideologia ti fa innamorare della politica, Antonino, perché sì, è bella l'ideologia, però quando la butti come fosse
è come l'antifascismo, che lo butti così da tutte le parti, no? Che trovi sempre qualcosa per cui tirarlo fuori, no? Ci sta, però usalo quando serve. E l'ideologia è fantastica, meravigliosa, ma va utilizzata quando serve. Quando invece si parla di cose, insomma, pragmatiche, tecniche, è inutile fare delle battaglie fra ambientalisti e non ambientalisti, anche perché i nostri agricoltori sono i primi ambientalisti. Con questo vi saluto, ci sentiamo il prossimo venerdì e io saluto te, Natalia, e tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Ciao! Noi adesso andiamo in pausa, pubblicità, e poi ci ritroviamo con l'onorevole Fabrizio Cecchetti per il Qui Parlamenta tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Qui Parlamento. E allora alle 18:33 minuti e 3 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1127 di Chilometro Zoom. Abbiamo l'onorevole Fabrizio Cecchetti. Buonasera onorevole, ben trovato. Buonasera a tutti voi. Onorevole, allora proviamo a fare un pochettino il punto della situazione. Rogoredo è successo quello che è successo, lo diciamo per i nostri ascoltatori. Uno spacciatore che si è avvicinato ai poliziotti tirando fuori una pistola che poi è risultato essere a salve e è stato freddato da uno dei poliziotti che ora è sotto inchiesta. Ma questo pone ancora una volta il problema e il tema della sicurezza in una città peraltro come Milano. Cosa si può fare? Ma guardi, innanzitutto massima solidarietà al poliziotto che in questi giorni sta subendo ovviamente delle pressioni, sta vivendo un momento sicuramente difficile, perché al netto di tutto uccidere una persona non penso che sia una delle cose più tranquille che ti possano capitare nella tua vita, quindi iniziamo da quello. Sicurezza, legittima difesa, stiamo lavorando, abbiamo lavorato, abbiamo già fatto dei decreti di sicurezza che hanno ampliato le tutele per gli agenti della polizia e delle forze dell'ordine, dando a questi degli strumenti di tutela legale che prima non c'erano. Ricordo, tra le altre cose, sempre in maniera flash, bisognerebbe stare qua a parlare delle ore, ma non abbiamo così tanto tempo, ricordo quello che già la Lega ha fatto sulla legittima difesa. Nel 2019 aver introdotto una certezza di legittima difesa, che per noi è sempre legittima, andando ad esempio a aumentare la difesa, diciamo quella domiciliare. Uno ti entra in casa non invitato, con delle intenzioni sicuramente non positive,
qualsiasi reazione tu dovessi avere è tutelata dalla legittima difesa. Ricordo al fatto di 10 giorni fa l'Unate Pozzolo, dove delle persone sono entrate in una casa, stavano facendo quello che stavano facendo, per qualcuno stavano lavorando. Qua mi viene in mente la battuta del parente del Rom che diceva poverino è morto intanto che stava lavorando, cioè in quel caso stava tentando di rubare, però al netto di quello, bene, il ragazzo che ha reagito, e è successo poi quel che è successo davanti alla morte, per l'amor di Dio nessuno festeggia, ci mancherebbe, però se non ci fosse stata quella normativa introdotta dalla Lega nel 2019, quel ragazzo adesso sarebbe stato in galera. Quindi, passatemi il termine, il famoso cornuto e mazziato: ti entrano in casa, ti tentano di farti del male, tu ti difendi e vai tu in galera anziché poi chi ti ha aggredito. Ecco, questo è l'esempio. Quindi legittima difesa allargata anche alle forze dell'ordine nell'ultimo decreto sicurezza, ma non è sufficiente. La Lega domani inizierà questa raccolta di firme a sostegno delle proposte che abbiamo già depositato. Ringrazio in un'occasione il sottosegretario Molteni, gli interni, piuttosto che anche il ministro Piantedosi e Matteo Salvini, che ha predisposto e depositato 60 richieste di normative nuove per andare a dare ancora più certezze, per fare in modo che le forze dell'ordine possano finalmente lavorare con quella tranquillità che si meritano. Domani iniziamo questa ennesima raccolta firme a sostegno delle proposte della Lega. Penso alla tutela processuale per tutti, in questo caso non solamente per i cittadini, ma anche per le forze dell'ordine. Qui è la fattispecie di Rogoredo. Questo ragazzo, questo poliziotto, ha reagito perché si è visto puntare una pistola contro, e in questo momento, non essendoci questa normativa, il poliziotto è indagato e addirittura rischia dai 21 anni di carcere, se non addirittura l'ergastolo. Ecco, noi riteniamo che questo poliziotto abbia fatto il suo dovere fino in fondo nell'esercizio delle sue funzioni, e che quindi nel momento in cui ti vedi puntare una pistola e non sai se in quel momento è giocattolo, si è caricata a salve o quant'altro, bene, uno reagisce, ha reagito, e non esiste che adesso questo poliziotto rischi il carcere. Quindi nel nuovo decreto sicurezza sul quale ci stiamo lavorando, ma verrà approvato veramente entro pochissime settimane, tutela processuale per tutti, la norma antimaranza, stop al porto di coltelli, quello che abbiamo sentito che sta accadendo nelle scuole, di minorenni che vanno in giro con questi coltelli che hanno una lama magari che arriva a 5 centimetri, coltelli che sono facilmente occultabili. Ecco, bene, da adesso in avanti, quando passerà questa normativa, questi ragazzini che sono sopra i 14 anni rischiano un carcere fino a 3 anni. Allora, in questo caso non è necessario arrestarne 1000, basterebbe arrestarne uno per dare l'esempio per tutti, che non si scherza più, ma soprattutto poi la colpa ai genitori che non hanno ovviamente vigilato, quindi anche in questo caso sanzione per i genitori. Piuttosto che è un'altra delle battaglie che stiamo facendo, visto che tante volte Maranza piuttosto che baby gang sono legate a questa immigrazione che negli anni, ricordiamo benissimo qualche dato, nel 2017 era attiva l'operazione Mare Nostrum, 2017 governava la sinistra da 8 anni, ebbene questa operazione Mare Nostrum ha portato nei confini italiani 500.000 clandestini, che poi noi negli anni a seguire abbiamo dovuto gestire. Il miglior ministro della storia sicuramente Matteo Salvini, che ne aveva riportati via 80.000, ma non è più sufficiente in questo momento, anche se devo dire che nell'ultimo anno gli sbarchi sono diminuiti del 60%. Il problema è che quelli che sono rimasti e non siamo riusciti ad espellere in questo momento sono qui, e allora diciamo, al netto dei clandestini, anche per quelli regolari, stop ai ricongiungimenti familiari. Non esiste che in un paese civile uno che ha il diritto di stare sul nostro territorio poi si porti 20, 30, 40 parenti, zii, cugini, nipoti. Allora uno ha il diritto di portarsi solamente i parenti fino al 1° grado. Anche qui ulteriore stretta. Insomma, tante cose, potremmo stare qua delle ore a parlarne, ma tante idee, tante proposte già sul tavolo del governo
e io penso che arriveranno addirittura d'arrivo nei prossimi mesi, perché è quello che ci chiede la gente: più sicurezza e più buon senso. Poi la sicurezza dal mio punto di vista non è né di destra né di sinistra, è un qualcosa che è una richiesta legittima. Spiace, e chiudo, che il sindaco di Milano ritenga le richieste che stiamo facendo noi di buon senso, come la maggior tutela per le forze dell'ordine, per metterle in condizioni di fare ancora meglio il loro mestiere, ecco, le ritenga inutili, se non addirittura dannose. Ecco, lui in questi giorni ha fatto anche una dichiarazione preoccupante, dice: non mi sento tutelato dal ministro Piantedosi. Allora io girerei a tutti i milanesi che magari vivono in periferia se in questo momento si sentono invece tutelati e difesi dal sindaco di Milano Sala, che invece di aiutare i cittadini di Milano bisognosi pensa sempre di tutelare quelli che sono magari arrivati ieri, che vogliono tutti i diritti e che poi si comportano come si comportano, ed è sotto gli occhi di tutti. Su questo noi non ci fermiamo, andiamo avanti forti, dritti, espediti, determinati, perché ce lo chiede la gente, ce lo chiede il buon senso, e quindi normative più forti, più chiare e da applicare. Qual è il problema? Qual è il problema? Che la politica sta facendo la sua parte, le forze dell'ordine assolutamente un plauso per tutto quello che fanno, e noi stiamo cercando di aiutarle per fare in modo che facciano ancora di più e che si sentano più sicure nell'esercizio delle loro funzioni. Dov'è molte volte il problema? Cioè chi deve poi applicare la normativa, cioè non tutti, ma alcuni magistrati, alcuni giudici, ahimè, invece di applicare queste normative, pensano bene di rilasciare stupratori, scippatori, chi più ne ha più ne metta, che tornano ovviamente a delinquere e creano delle situazioni poi di disagio. Quindi il problema molte volte si trova ad affrontare chi nei confronti di chi deve poi applicare la legge. Quindi anche su questo bisognerebbe fare una riflessione. Non entro nel merito, il 22 di marzo ci sarà un referendum importante per dare un po' più di chiarezza anche su quello. C'è chi deve fare le leggi, le sta facendo anche bene, e poi c'è anche chi le deve applicare, perché altrimenti il circolo virtuoso che dovrebbe essere quello che deve garantire lo Stato, se uno dei punti fondamentali, cioè l'applicazione delle leggi, non viene poi applicata, salta tutto, e chi ne pagano sono i cittadini comuni. Molto bene, allora onorevole, grazie e ci sentiamo presto. Grazie, buonasera a tutti. Sigla. Qui Parlamento. Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne. Sono passate già quasi 3 ore, venga che uniamo i tavoli, signor. Voglio cantare e dimenticare coi nostri vini il nostro triste amore. Barbera e champagne, stasera beviamo, per colpa del mio amor, per colpa del tuo amor, ai nostri dolori insieme brindiamo, col tuo bicchiere di Barbera, col mio bicchiere di champagne. Come eran tristi e soli quella sera, senza le donne al tavolo di un bar. Longo, Fanfani, Moro e giù Barbera, Gianni Rivera, Mao e giù Champagne. Guardi, stia attento, lei mi sta offendendo. Quella, come ti scaldi, ma va là. Vieni, balliamo insieme questo tango, balliamo insieme per dimenticare. Barbera e champagne, stasera beviamo,
per colpa del mio amor, per colpa del tuo amor, ai nostri dolori insieme brindiamo col tuo bicchiere di Barbera, col mio bicchiere di champagne. Colpa di quel barista che è un cretino, ci hanno cacciato fuori anche dal bar. Guarda, non lo sapevo, è già mattino, si è fatto tardi, ormai bisogna andare. Giusto, però vorrei vederla ancora, io sono direttore all'Onestà. Molto piacere, vede, io per ora sono disoccupato, ma chissà, Barbera e champagne. Astino, di nuovo a te la linea. Grazie cara Natalia, l'immenso Giorgio Gaber con Barbera e Champagne, anno di grazia 1972, per introdurre questo spazio. Allora, voi sapete che ogni venerdì c'è la nostra Maddalena Baldini con Mangiamondo che ci porta in giro per l'Italia a vedere bei posti. La nostra Maddalena, come vi racconterà la prossima settimana, adesso ha un impegno in una nuova rivista che è nata e che si occupa appunto del settore del cibo, e ci racconterà un pochettino questa sua avventura. Per cui lei una volta al mese sarà con noi. Nel corso di questo mese gli altri 3 appuntamenti saranno comunque con dei personaggi che vengono tutti dal mondo del cibo, dal mondo dei viaggi e così via. E allora stasera cominciamo con Fioravante Allegrino. Fioravante Allegrino è il patron di tenuta Secolo IX, che si trova nel cuore dell'Abruzzo. Ha resuscitato un vitigno, il Moscatello, per ottenere un vino molto interessante. E sentite un po' com'è andata questa avventura. Vai pure Natalia, grazie. E allora, il gradito ospite di questa sera è Fioravante Allegrino. Fioravante Allegrino è il patron di Tenuta Secolo IX. Questa è una cantina che vuole conservare la tradizione millenaria del Moscatello di Castiglione a Casauria, in provincia di Pescara. Senta, 22 ettari ai piedi di Monte Morrone, a est delle suggestive Gole dei Tre Monti, una zona che ha delle condizioni pedoclimatiche uniche. Tutto questo in Abruzzo e secoli di storia, addirittura l'871 d.C. Come nasce questa cantina? La storia effettivamente è millenaria. Sono arrivati dei monaci che hanno costruito prima l'abbazia di San Clemente a Casauria, appunto finita di costruire nell'871, e successivamente hanno portato questa vite, questo moscatello, molto probabilmente, ma non ce n'è certezza, dalla Sicilia, e ne hanno impiantato negli anni, nei secoli successivi, centinaia e centinaia di ettari in 3 valli che vanno verso l'interno dell'Abruzzo. E per appunto 1000 anni tutto quel territorio ha vissuto dell'economia che dava questo vino, che per appunto le particolari condizioni climatiche e comunque anche un irraggiamento solare particolare, da questo moscato, soprattutto nella formula del vino dolce, quindi anche a seguito di appartamento, c'è stata una commercializzazione e ci sono tracce nei secoli di commercializzazione fino addirittura ai paesi nord europei, perché chiaramente ai tempi il vino dolce era il vino più facilmente trasportabile, e quindi c'era anche questa possibilità insolita per il periodo di varcare i confini lontani. Dicevo per 1000 anni, perché poi già alla fine del 1800 e ancor più nei 2 dopoguerra del 1900 tutta l'area ha subito
il fenomeno dell'emigrazione, quindi le braccia e i lavoratori si sono allontanati perché comunque anche il prodotto principe, quindi questo vino moscatello, non aveva più gli spazi di commercializzazione come era stato nei secoli precedenti, e quindi tantissimi abitanti della zona sono andati in Australia e Canada soprattutto, e è venuta meno la manodopera. Ecco, quindi c'è stato una riduzione importante della produzione, e fino ad arrivare addirittura negli anni 70 a non avere più questo vitigno tra i vitigni coltivati e coltivabili rispetto alle nuove norme che il mercato comune europeo del commercio e quindi anche della produzione agricola ha imposto all'Italia e quindi anche all'Abruzzo. Ecco, oltre a questo, allora la domanda nasce spontanea: perché avete deciso di resuscitarlo? Come si fa soprattutto a riprendere un vitigno che sembra quasi sparito dal tempo, sembra quasi non avere lasciato tracce? Invece voi avete fatto un enorme lavoro di ricerca. Sì, in effetti dagli anni 70 in poi il vitigno è rimasto solo su piccolissime coltivazioni private di poche famiglie del posto, che tradizionalmente l'hanno voluto mantenere, perché poi la storia e la tradizione dava anche il moscatello unitamente alla ciambella come prodotto simbolo per festeggiare il santo patrono, che è San Biagio, che si festeggerà tra pochi giorni, tra l'altro. Sì, il 3 febbraio. Il 3 febbraio, quindi è rimasto da parte di poche famiglie. Cosa accade? Che prima di me nella cantina, oggi secolo IX, c'è stato un signore che era del posto, Antonio Angelucci, che da figlio di contadini e quindi coltivatori del moscatello, da figlio di contadini lui ha intrapreso anche lui una strada diversa, quindi prima artigiano e poi industriale del ferro. Ha messo su un'azienda molto importante, è diventata di fatti anche un'azienda multinazionale, e quindi a un certo punto della sua vita, quindi arrivato all'età che poteva essere della pensione, ha deciso di investire per rivitalizzare il moscatello. Quindi ha cercato due tecnici a suo parere molto preparati, un agronomo e un enologo, il dottor Damario e il dottor Di Tommaso, e insieme hanno iniziato a studiare come poter riabilitare questo prodotto. E così hanno costituito e impiantato un campo sperimentale di 1 ettaro. Per 5 anni hanno portato avanti con tutte le attenzioni questo campo sperimentale. Insieme all'Università di Bari hanno prodotto tutto il materiale necessario per poi presentarsi al Ministero dell'Agricoltura e ottenere la riabilitazione di questo vitigno, e sono riusciti nell'impresa. Quindi nel 2008, ottenuta questa riabilitazione, hanno poi costruito la nuova cantina e allo stesso tempo iniziato ad impiantare diversi altri ettari sempre di moscatello. Il signor Antonio purtroppo si è ammalato ed è venuto a mancare nel 2017, e in quella circostanza, per tramite dei suoi figli che non erano interessati a proseguire il progetto, io ho rilevato l'azienda e ho continuato sulla sua strada, sulla strada già iniziata da lui, perché si potesse avere di nuovo
questo prodotto che possa essere apprezzato anche fuori dall'Abruzzo e fuori dall'Italia. Senta, questo vino è un vino da tavola, ma visto che accompagna anche la ciambella, immagino sia buono anche per i dolci. Allora, chiaramente abbiamo la versione dolce, appunto, che è sicuramente pasto, quindi ottimo per accompagnare i dolci, sicuramente biscotti secchi, dolci secchi, ma abbiamo anche la versione secca che accompagna molto bene il pesce, pesce crudo in particolare, e oltre anche ai formaggi che si accompagnano bene sia con la versione secca e soprattutto con la versione dolce. L'abbinamento con formaggi stagionati è strepitoso. Meraviglioso. Senta, un'altra cosa, le volevo chiedere questo, più o meno chi è il consumatore tipo di questo vino? Allora, il consumatore che resta sorpreso quando per la prima volta degusta il nostro vino è una donna di giovane o media età che rimane catturata dai profumi del moscato e dalla sapidità al palato che questo moscato esprime. Molto spesso ci sono delle donne che non hanno il vino come bevanda preferita, che quando provano la nostra versione secca fonte grotta restano stupefatti, e molto spesso sentiamo un'affermazione che quasi ci fa sorridere, perché in questi casi l'abbiamo vissuta diverse volte. Lo stupore è l'espressione della donna che dice: ah, però, ma questo vino è buono. Come dire che in generale magari il vino non è sempre così buono, ma in questo caso questo vino è buono. Quindi il nostro consumatore tipo, e che poi diventa affezionato, è proprio una giovane donna o signora di mezza età che resta catturata dai profumi soprattutto del nostro vino. Senta, mi piace molto questo aspetto identitario della sua cantina. Vedo infatti che fate Colline Pescheresi GT, Montepulciano d'Abruzzo, Pecorino Colline Pescheresi GT, il Monte Pulciano d'Abruzzo DOC, il Cerasuolo d'Abruzzo. Insomma, è un'idea proprio incentrata sulla riscoperta e anche sulla promozione dei valori della fisionomia del vino abruzzese. Ecco, che caratteristica ha in generale il vino abruzzese? Cosa lo distingue rispetto agli altri? Ma diciamo che sicuramente la vicinanza tra i monti e il mare hanno un effetto importante un po' sulle coltivazioni un po' di tutto l'Abruzzo. Quindi consideri che noi siamo in linea d'aria a 30 chilometri dalla vetta più alta degli Appennini, quindi il Corno Grande del Gran Sasso, e a 35 chilometri dal mare Adriatico, quindi ci sono venti che accarezzano i nostri vitigni 12 mesi all'anno, tutti i giorni, a volte il vento dai monti, a volte anche i venti che arrivano dal mare, e quindi questo sicuramente aiuta anche l'effetto di asciutto che viene generato da questi venti, consente una produzione anche diciamo con ottime salubrità anche del prodotto stesso, dell'uva stessa, oltre che dei vigneti.
noi ci caratterizziamo particolarmente nell'area appunto casauriense, proprio perché siamo appunto sotto i monti, vicino delle gole e oltre al vento, ma siamo all'incrocio di 3 catene montuose e le nostre vigne si alimentano da una malna che nelle milioni di anni precedenti alla nostra presenza ha portato a riemergere un terreno molto minerale, e questa è un'ulteriore caratteristica dei nostri vini. Senta, è venerdì sera, che cosa si beve stasera e poi per il weekend? Lei cosa si berrebbe? Questa sera l'aperitivo con un Fonte Fiorita che è appunto sempre un moscato secco di facile beva e che accompagna appunto la convivialità di un aperitivo, perché poi il vino buono è molto importante quando la sua bontà riesce a rendere un momento di incontro tra amici o parenti o in famiglia l'incontro ancora più piacevole, e quindi questa sera un aperitivo sicuramente con il Fonte Fiorita, con appunto una cena di pesce con il Fonte Grotta, sempre quindi moscato secco. Invece magari domani a cena una selezione di formaggi con il nostro passito senz'altro può rendere il weekend ancora più bello. Meraviglioso. Dov'è che viene più consumato questo vino? Su quali mercati è più esportato? Ma noi abbiamo una buona presenza in Belgio e a cavallo soprattutto tra il Belgio e la Germania. E quella è un'area di noi di particolare interesse, perché c'è proprio un bel apprezzamento. Negli Stati Uniti comunque stiamo crescendo abbastanza bene, e questi sono le nazioni all'estero dove continuiamo a spingere, anche per far con la qualità soprattutto del nostro passito, per fare in modo che l'abitudine al consumo di un vino passito possa crescere, cosa che all'estero è meno presente che in Italia. Per quanto riguarda l'Italia, sicuramente abbiamo una presenza un po' su tutte le regioni, però essendo un'azienda giovane, perché comunque come dicevamo poi dal 2017 abbiamo attivato una nuova attività di commercializzazione, dobbiamo ancora crescere un po' dappertutto, ecco. Com'è andata quest'estate la raccolta? Com'è andata l'annata secondo lei? Allora, quest'anno abbiamo dei vini di ancora per un ulteriore anno di grande qualità. Effettivamente siamo molto soddisfatti della qualità delle nostre uve e di conseguenza dei nostri vini. Sulla quantità purtroppo non abbiamo avuto dei bei risultati, in quanto abbiamo subito ancora la siccità lunga che c'è stata nei mesi precedenti. Per 14 mesi non abbiamo avuto precipitazioni significative, quindi le viti hanno sofferto, e quindi abbiamo avuto una quantità inferiore. Come si dice, quando c'è una quantità bassa magari ne guadagna la qualità. Noi possiamo dire che solitamente anche quando la quantità è importante riusciamo ad avere un'ottima qualità, quindi il rammarico di non avere in cantina tutto il prodotto che avremmo potuto ovviamente c'è, però guardiamo con fiducia già alla prossima stagione.
E per il futuro cosa c'è nei vostri piani? Sicuramente ulteriore crescita sia in Italia che all'estero e come dicevo prima affermarci come vino di accompagnamento, soprattutto i formaggi e il fine pasto. Per noi il moscatello che continua a ricevere, il moscatello passito che continua a ricevere innumerevoli premi ad ogni concorso a cui lo presentiamo, è un orgoglio perché viene giudicato sempre molto bene. C'è da dire che la nostra vendemmia, la nostra annata 2015 è stata anche eletta nel 2021 dalla Guida Bibenda con l'Oscar del vino dolce, quindi come vino dolce più buono d'Italia, e da lì anche innumerevoli altri premi sia in Italia che all'estero, e questo quindi è un po' il nostro primo obiettivo, quello di rendere il vino passito come un vino che non ci si può dimenticare di berlo o a fine pasto con i dolci o anche semplicemente con una buona degustazione di formaggi. Insomma, cin cin, grazie. Prego, grazie a voi. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Grazie cara Natalia, alle 19, 9 minuti e 2 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Chilometro Zoom. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1127. Avete appena ascoltato Frank Purcell, Concorde 1975, perché il 21 gennaio del 1976, 50 anni fa, l'aereo più veloce, l'aereo civile più veloce mai costruito
entrava in regolare servizio, collegando per il momento tutto fuorché gli Stati Uniti d'America, che era lo scopo per il quale era stato progettato. Poi a partire dal 77 gli venne concesso di atterrare a New York e di sorvolare gli Stati Uniti d'America, ma senza poter operare in regime supersonico, perché gli americani dissero che non era proprio il caso. Va bene, fu una grande epoca quella del Concorde, un'epoca, qualcuno di voi ricorderà che Phil Collins nell'85, grazie al Concorde, prima ha suonato in Inghilterra all'inizio del concerto, USA for Africa, e poi quando è atterrato in America 3 ore dopo è riuscito a suonare in America e a chiudere il concerto proprio grazie al Concorde. Tra l'altro dalla regia, è il caso di dire, mi suggeriscono che oggi è proprio il compleanno di Phil Collins, quindi a maggior ragione auguri supersonici. Vediamo un po', grazie anche ad Antonio, nostro ascoltatore, che ce l'ha ricordato. Adesso però io voglio leggervi un paio di zappe che sono arrivate. La nostra Anita: per me la libertà è una retta infinita in cui cerco me stessa, uno dei segmenti che mi ritaglio è quello con voi, la vostra radio mi offre moltissimi stimoli e suggerimenti di approfondimento su moltissimi e svariati temi, politica, cinema, musica, libri, tantissimo altro. Grazie. Grazie a te, noi esistiamo perché ci sono le tue orecchie e la tua corrente elettrica, altrimenti non serviremmo a niente. La radio esiste perché c'è qualcuno che ascolta, e ci fa piacere, insomma, che voi ci siate, perché sapete, tante volte uno guarda il muro e dice chissà se c'è qualcuno dall'altro lato. C'è come. Flavio, buonasera a te Flavio. La domanda da farsi è: perché uno affronta delle forze dell'ordine con una pistola? In nessun altro paese l'avrebbe fatto, ma in Italia era convinto di farla franca. Perché? Questo è il problema. Il tizio non era uno sprovveduto, ma un boss del giro, e a 20-30 metri non vedi se l'arma è un giocattolo. Perché? Perché nel corso degli anni il rispetto nei confronti delle divise è andato fortemente a scemare, ed è andato fortemente a scemare anche perché molto spesso le divise non sono state difese da chi avrebbe dovuto difenderle in alto loco, e di conseguenza molto spesso ci siamo trovati davanti a situazioni in cui era meglio se moriva quello con la divisa e non se moriva il malfattore di turno. Ecco, questa è una logica completamente assurda, e per fortuna con questo governo si sta cercando di invertire la logica, e soprattutto stanno venendo fuori tutta una serie di assurdità e di modi proprio storti di ragionare che continuano, che diciamo hanno prosperato per anni. Non si può dire che uno zingaro, per quanto zingaro a me non interessa che egli fosse rom, sinti, camminante, quello che volete, non si può dire che un ladro vada a morire in una casa dove c'è uno che sta vivendo tranquillamente la sua vita senza arrecare danno a nessuno, difende la sua proprietà da un ladro che vuole quindi ingiustamente prendergli quello che questo povero Cristo ha guadagnato con la sua fatica, il suo lavoro, il suo sudore, e però noi dobbiamo assistere al parente che dice stava lavorando. Rubare non è un lavoro. Cioè, se qui manca proprio l'alfabeto di base, se tu dici che era a rubare, era a lavorare, no, rubare non è un lavoro. Nessuno di voi, almeno spero, o per quanto io ne sappia, nessuno di voi stamattina si è alzato, si è messo 30 centimetri di macete nel gambale dei pantaloni ed è andato a scannare il primo che trovava in giro per pigliargli la catenina, il portafogli, l'iPhone e tutto il resto. Nemmeno io. Io l'unico modo che conosco per guadagnare soldi è alzarmi la mattina e andare a lavorare, che è l'unico modo che conoscete pure voi. Se però qualcuno dice ma stava lavorando, e allora forse abbiamo una visione della realtà un pochettino diversa. Allo stesso modo non si va davanti alla polizia, che, torna a ripetere, in virtù del contratto sociale è l'unica forza per statuto, se posso citare il generale Dalla Chiesa, pace all'anima sua,
Le uniche forze legittime per statuto sono quelle dello Stato. E allora, se sono quelle dello Stato, come diceva il generale Dalla Chiesa, che per quanto mi risulti non era né un pericoloso fascista né uno che sognava dittature, anzi era stato limpidamente partigiano durante la guerra, ecco, se tu affronti le uniche forze che per statuto sono deputate alla difesa dello Stato e le affronti tirando fuori una pistola, poi al buio il lusco e il brusco lo vediamo dopo se è giocattolo oppure no, ma a maggior ragione tu ti stai assumendo un rischio, perché tu stai assumendo il rischio che l'altro non abbia il tempo per fermarti e dirti: scusami caro amico, voglio capire la tua psiche, che cosa ti ha spinto a fare tutto questo, voglio un dialogo con te, fammi vedere che cosa hai in mano. Ah, è un giocattolo, va bene, dai, però non spacciare, fai il bravo, buonasera. Non funziona così. E non so voi, ma a me non è mai venuta la tentazione di scendere magari se mi fermano a un posto di blocco i carabinieri e tirare fuori la pistola a giocattolo, a parte il fatto che io non vado in giro con pistole e giocattolo, grazie a Dio, ma a maggior ragione, cioè io sono una persona per bene, mi fermano i carabinieri, mi fermano i poliziotti, e che problema c'è? Io tiro giù il finestrino, tiro fuori i miei documenti e se del caso, prima di ripartire, gli dico pure: ragazzi, da quanto tempo è che siete qua? Quando è che finite? Avanti, buon lavoro, un saluto. Basta. Perché? Perché quelli lì non stanno lì perché stanno prendendo freddo, stanno lì perché stanno facendo il loro lavoro. Molto semplicemente. Molto semplicemente. Va bene. Nel frattempo si sono fatte le 19, 16 minuti e 29 secondi, diamo anche un'altra occhiata alle agenzie. Nel frattempo Trump dice che la situazione in Iran sta diventando molto interessante. Milano Cortina, l'altra Olimpiade, dice la DN Kronos, che apre con questa sua esclusiva. Milano Cortina, l'altra Olimpiade, ICE, Mossad e 007 di tutto il mondo, tra presenze confermate, operazioni ufficiali, voci tutte da verificare, prende forma l'altra competizione, quella delle polizie e forse delle spie. Ancora, media comunicazione. I chatbot di intelligenza artificiale citano solo i media che tendono a sinistra. Cosa dice lo studio? I principali chatbot citano un numero ristretto di fonti giornalistiche. Nel Regno Unito privilegiano Guardian e BBC rispetto ai tabloid conservatori molto diffusi. Ancora, Iran, Larijani, eserciti UE sono considerati terroristi, nuove sanzioni dagli USA. Intanto Teheran annuncia pronti a riprendere i negoziati sul nucleare, sì, però senza precondizioni e su piano di parità, che è quello che gli americani non vogliono, ve l'abbiamo già detto. A Trump la lista ampliata del Pentagono sulle opzioni militari contro il nucleare o Khamenei, il presidente iraniano: se aggrediti daremo una risposta immediata. Guerra di numeri, dissidenti regime sulle vittime delle proteste. Poi il povero Sinner che oggi non è riuscito a fare la magia, Sinner spreca, Djokovic è eterno, Nole elimina Jannik, vola in finale agli Australian Open. Il tennista serbo ha battuto l'azzurro in 5 set nella semifinale, domenica sfiderà Alcaraz. Cronaca, sempre la DN Kronos, Roma, il comando dei vigili nega il salvataggio da un suicidio, ma la relazione degli agenti lo smentiscono, evitato evento potenzialmente tragico. Dal documento emerge il timore di un gesto estremo, scena che aveva fatto temere il peggio. Pamela Mastropietro, la mamma: non smetto di cercare la verità, ve la ricorderete, la povera Pamela che venne ammazzata e fatta a pezzi. Belluno, bambino senza biglietto per bus lasciato a piedi, aperta l'inchiesta. Una vicenda che bocca mia taci. Proteste contro l'ICE in Minnesota, arrestato il giornalista Don Lemon, l'avvocato dell'Anchorman, attacco al primo emendamento. E poi la Fed, Trump ha scelto Kevin Walsh il nuovo presidente. La politica, i danni del ciclone Harry, l'esperto: dirottare i fondi del ponte è inutile e demagogico, le risorse ci sono già, usiamole. Va bene, adesso però noi passiamo a parlare di Trieste, dove ci sono Anna Cisinta, Roberto Poletti, Susanna
Ceccardi e per finire c'è anche Silvia Sardone. Un momento che è arrivata anche un'altra zappa. Buonasera da Marco da Cassano Magnago. Ciao Marco. Le persone per bene alla mattina muovono il culo e iniziano a fare qualcosa. Sono d'accordo con te. C'è dei fannulloni che hanno l'indole di rubare e oziare sulle spalle dei fessi come noi. È inutile che gli pseudobonisti pro palle e via dicendo li difendano, tanto dando filosofia buliche. Basta che il cittadino già oberato da tanti impegni debba pure pensare alla propria sicurezza. Infatti alla propria sicurezza ci pensano le forze dell'ordine, caro Marco, ed è per questo che bisogna stare dalla loro parte. Vi dicevo, allora, adesso andiamo a Trieste dove c'è Anna Cisint con cui ho parlato quest'oggi. State un po' a sentire che cosa sta succedendo in questi minuti. Vai pure Natalia. E allora è tornata a trovarci Anna Cisint. Anna, allora, oggi tutti a Trieste a fare che cosa? Non certo una gita, anzi. No, infatti siamo pronti per una serata importante che riguarda la comprensione di che cosa sta succedendo nella radicalizzazione e nel tentativo di sostituirci che ha l'Islam. Io, la Silvia Sardone, la Susanna Ceccardi e Roberto Poletti a moderare, saremo alle 6:30 in stazione marittima a Trieste a raccontarlo, a spiegarlo. Ci sarà anche una testimonianza importante. Insomma, è un tema ormai molto conosciuto, sono 10 anni che lo racconto, ma adesso è davvero molto anche condiviso e sempre di più però noi dobbiamo fare delle azioni, ecco. Quindi qui oggi racconteremo anche quali sono le azioni che anche dal punto di vista giuridico stiamo mettendo in campo. Certo, e a maggior ragione noi stiamo vivendo un momento non facile, cioè si va sempre più a favore, intanto l'Europa si sta schierando verso la condanna dei pasdaran iraniani come gruppo terroristico. È stata una nostra richiesta, Ecco. Questa è stata una richiesta che noi abbiamo fatto con interrogazione alla Presidente Metsola, subito. Io tra l'altro ho contatti, tra virgolette, anche con amicali, nel senso che poi li fai tuoi questi giovani, no? Li cerchi di supportare con ragazzi e ragazze che fino a qualche settimana fa, giorno fa, erano in Iran e sono riusciti a tornare e ci hanno raccontato che cosa succede. Quindi noi, non appena c'è stato questa evidenza terribile, abbiamo chiesto alla Presidente Metsola che si vada verso la condanna e abbiamo chiesto anche altre misure, a dir la verità, e quindi siamo soddisfatti che in questo caso si affondi il colpo, e bisognerebbe farlo anche rispetto a tutto ciò che ha a che vedere con il governo islamista degli ayatollah, sì, perché è intollerabile quello che è successo. Cioè, oggi si parla di 30.000 uccisioni. La ragazza con cui parlavo mi diceva che ha visto entrare in garage dei giovani che sono stati uccisi da quella che oggi è addirittura una polizia comprata, tra virgolette, dagli ayatollah, dal Pakistan. Insomma, situazioni che non abbiamo in mente, non possiamo immaginare. Mi ha raccontato che addirittura le famiglie si sono ovviamente viste uccidere i figli. Per riavere i cadaveri dei loro figli hanno dovuto pagare. In Iran veramente stanno succedendo delle atrocità disumane. Ecco, quindi bene che ci siano dei messaggi forti, bene che gli Stati Uniti si siano posizionati perché costituiscono un grandissimo deterrente. Quello che vogliono i ragazzi, i giovani, il popolo iraniano è la libertà, ovviamente. Ecco, la libertà che non hanno da tutti i punti di vista, oltre ad essere inginocchiati dal punto di vista economico, proprio una libertà personale nel rispetto dei diritti umani che cercano. Infatti. Anna, oltre a questo ho visto che insieme a Silvia Sardone e Susanna Ceccardi siete state da Laura Ravetto questa settimana a Roma. Sì,
Sì, perché l'onorevole Ravetto con noi ha presentato la proposta di legge perché si scelga di aumentare le pene minime. Uno dirà perché? E adesso ve lo spiego. Le pene minime, quando trattiamo di violenza sessuale, posta la drammaticità di situazioni che in Italia i giudici, però ne sono un esempio, decidono, come la ragazzina bambina di 9 anni, violentata da un uomo di 25 anni più grande, che è rimasta incinta a Brescia e che ha abortito, e che il giudice ha derubricato la violenza sessuale ad atti sessuali, no? E quindi già questa è una cosa incredibile, perché culturalmente loro sono in questa, diciamo, dimensione inaccettabile. Allora, la nostra proposta di legge, la proposta di legge della Laura Ravetto, riguarda il fatto che almeno, posto che spesso nei giudizi vengono valorizzate le attenuanti e vengono, come dire, svalutate, no, anche nella scelta poi finale, le aggravanti, almeno hai una pena minima più alta. Perché nel momento in cui in giudizio vengono svalutate le aggravanti e valorizzate le attenuanti, è chiaro che non c'è per la vittima alcuna giustizia. Almeno la pena minima cresce. Infatti. Questa è la nostra, è la proposta dell'onorevole Ravetto, e la nostra, che noi abbiamo appunto supportato nella presentazione, anche perché ci occupiamo tantissimo di questioni femminili. Oggi le femministe rosse sono sparite, no? E facciamo la tutela della libertà e della come dire, volontà di tenere alto ciò che è stato conquistato, lo portiamo avanti noi, insomma. Certo. Anna, per finire, visto che il tempo è sempre tiranno con noi, ma d'altronde hai tanti impegni, la rotta balcanica, come va sul fronte Ti dell'immigrazione? ringrazio per la domanda. Ma allora, la rotta balcanica, chi non è di Trieste o comunque Friuli Venezia Giulia, Gorizia, anche Monfalcone, è difficile che possa rendersi conto del fenomeno. La rotta balcanica è un percorso ovviamente molto frequentato, per fortuna molto meno frequentato da quando siamo noi al governo, perché sia il ministro Piantedosi che il sottosegretario Molteni ci hanno molto lavorato, e quindi c'è stata una riduzione, però è ancora molto percorsa e arrivano tutti maschi, tutti islamici. Io sono stata a Bijac, che è l'ultima città prima della Croazia, una città bosniaca, ed è l'ultima da cui partono per questo che loro chiamano the game, il gioco, e arrivano poi a Trieste. Una situazione molto pesante per quella città in particolare, ma anche per Gorizia, lo è stato anche per Monfalcone. Molti dei minori stranieri non accompagnati qui sono da rotta balcanica. Quindi che cosa abbiamo voluto noi con forza? Approvare, e questo è avvenuto una settimana e mezza fa circa in Parlamento europeo, e ci abbiamo lavorato tanto noi della Lega, e io in particolare, che sono più interessata perché conosco molto, diciamo, la situazione. Siamo riusciti a far approvare la convenzione tra Frontex e la Bosnia, con l'obbligo, che partirà da marzo-aprile, del dispiegamento importante di uomini e mezzi proprio lì al confine, fuori dall'Unione Europea. Questa è una grande novità. E quindi per tutelare e non far entrare i clandestini che appunto vorrebbero percorrere quella rotta lì per arrivare in Italia. Ecco, un'ultima cosa, quali saranno ora i tuoi prossimi impegni dopo Trieste? Ma intanto questo pomeriggio ci teniamo molto e saremo lì, e invito tutti ad esserci, a venire. Dopodiché mi occupo di pesca molto, mi occupo di agricoltura, di immigrazione. Stiamo lavorando su una modifica al fatto che i minori stranieri non accompagnati debbano essere verificati, accertati nella loro reale età, perché ogni giorno di più ci accorgiamo che questo non è, anche in età dichiarate molto più piccole. Quindi è una cosa europea questa, no? Perché
fatto dell'accertamento dell'età sta nel patto asilo e immigrazione approvato da tutti tranne che da noi nel 2024, va modificato in questo senso. Quindi mi occupo molto di pesca, adesso ho chiesto alla Commissione che supporti i pescatori, perché nell'Adriatico in particolare, ma in tutto il Mediterraneo, c'è questa noce di mare che è peggio del granchio blu. Prolifera in maniera incredibile, si nutre di plancton, ma anche di larve di pesci e di molluschi, e distrugge l'habitat, quindi sono disperati i pescatori di vongole. Quindi mi occupo molto di questo, mi occupo veramente un sacco di cose anche sul territorio, che ovviamente sul quale lavoro tanto in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, anche in Emilia Romagna e in Trentino, ovviamente in Friuli Venezia Giulia e in Veneto molto ancora di più, ma ove c'è ad esempio la portualità, che è un altro dei temi che seguo, il tema dell'ETS, del marittimo in particolare. Insomma, c'è tanto da fare, ecco, e stiamo costruendo un pacchetto di norme anti-radicalizzazione. Molto bene, allora avremo modo di raccontarlo qui in trasmissione da noi. Grazie Anne. Benissimo, grazie a te e a tutti. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Azzurre stelle colorate questa via, dove cammino sola senza compagnia. Notte di luna chiara, portami da lui, che ruba fiori dentro i cuori più bui e non ritorna. Azzurre stelle che ingannate marinai, scrivete in cielo un sogno che non muore mai. Addormentandoci cantava la città, ma all'improvviso, senza un sorriso, sovrapprendi un aeroplano e grandi ali vestirai. Poi così leggero nel mio mondo volerai. Togliti il cappello se la festa è tra di noi. Mettiti a giocare come vuoi. Notte di luna chiara, portami da lui, che ruba fiori dentro i cuori più bui e non ritorna. Azzurre stelle, saltimbanchi sulla via, tiriamo avanti mascherati di poesia. E un altro giorno, un'altra notte passerà, senza un tesoro, senza un amore, sovrapprendi un aeroplano e grandi ali vestirai. Poi così leggero nel mio mondo volerai. Togliti il cappello se la festa è tra di noi. Mettiti a giocare come vuoi. Antonino, a te la linea. Grazie Natalia, questa era Fiammetta nell'estate del 1979, era arrivato il reggae in Italia, infatti se avete ascoltato diciamo che orecchiava e non poco E la luna bussò di Loredana Bertè, uscito nello stesso anno.
va detto che questa era la sigla finale di quell'edizione 78-79 di Sereno Variabile con l'immenso Osvaldo Bevilacqua. Sereno Variabile, un programma carino, devo dire la verità. Le 19:34 minuti e 8 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Abbiamo un'altra zappa al 340-670-9659, ma prima vi devo dare una notizia, o meglio un'anteprima battuta poco fa dall'ANSA. Media udite forti esplosioni all'Università di Göteborg in Svezia. Allora, naturalmente non c'è niente in questo momento per poter commentare la cosa. Io onestamente un brutto pensiero ce l'ho fatto, ma non ve lo dirò, almeno finché non c'è qualche altra notizia in materia. Però, media udite forti esplosioni all'Università di Göteborg in Svezia. Vi ripeto, questa è la notizia. Andiamo alle due zappe che ci ha mandato Susi. Cosa sta facendo il centrodestra, in particolare la Lega di Salvini, a parte delle dichiarazioni senza completare con gazebo e prendere firme per cancellare la legge folle dei risarcimenti ai parenti e conoscenti dei ladri rapinatori feriti o morti nel momento di violare le dimore delle vittime, per fermare, denunciare e condannare questi traditori che stanno portandoci a rischiare che, liberando chi è lo straniero che delinque, condannano chi difende i cittadini in pericolo, aggredite e violentate le donne a rapina a mano armata dentro case, negozi, strade di tutta Italia. Mi pare che questa sera la risposta te l'abbia già data l'onorevole Fabrizio Cecchetti. Continua ancora Susi, tutti sbarcati clandestini, ma anche regolarizzati con intenzioni di uccidere con aggressioni con coltelli e armi di ogni tipo, come sono abituati nei loro paesi, che vediamo ormai ogni giorno nel loro DNA, vengono per sottomettere la nostra fallita Europa. Questa francamente è cioè dire che vengono regolarizzati perché vengano a compiere omicidi in Europa mi sembra abbastanza esagerata, anzi direi che insomma sia proprio fuori dal contesto e dalla realtà. Andiamo avanti però con l'ANSA, emergenza al Constellation. 171 chiamate in un'ora e mezza, lo shock e le richieste d'aiuto al centralino del soccorso svizzero. Ecco perché io non vi leggo queste notizie, perché vorrei capire che cosa dia come contributo informativo. Non è che io ce l'abbia con l'ANSA, ce l'ho con tutte quelle testate che pubblicano queste telefonate, queste registrazioni di telefonate preoccupate, di genitori in pena. Cioè, questo cosa dovrebbe testimoniarci? Che è vero che sti ragazzi sono morti in una serata che doveva essere di festa, perché non bastava dire che sono morti in 43 in una serata che doveva essere di festa. Dobbiamo anche sentire l'audio del padre o della madre preoccupati che piangono al telefono col poliziotto perché non sanno il figlio dov'è. Questa non è informazione, se mi posso permettere, o comunque non è il genere di informazione che faccio io. La crisi, Teheran minaccia l'Europa, nuove sanzioni USA all'Iran, poi ancora le materie della maturità, matematica all'orale, al classico, signori, e latino invece allo scritto. Ragazzi, coraggio. Beh, diciamo che vi è andata pure di culo che vi è uscito latino, dai, quell'anno mio, il 98, uscì greco, già che c'eravamo. Ancora, vediamo un po'. La storia di Antonella, ogni tanto una buona notizia alle 19:37 minuti e 52 secondi, qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Anche nel mio anno latino per fortuna. Chi sei? Palesati. Sfida il tumore per la maternità, lei e il piccolo stanno bene. Ah, sei tu Natalia? E non potevi entrare e dirlo. Scusa, che cosa ti sei beccata, Cicerone? Cosa hai trovato? Non Natalia? mi ricordo, Antonino, l'autore. Hai Non me lo rimosso. Ma guarda, alla fine, tanto è tutta una grande farsa, credimi. Io l'ho raccontato più volte, lo ripeto anche stasera. Noi diventammo improvvisamente adulti quel mattino quando la madre di una delle candidate si presentò con il vassoio di dolcetti presi in una pasticceria vicino al nostro liceo, li depose sulla cattedra, li aprì e li offrì ai commissari.
Quel mattino siamo diventati tutti adulti perché abbiamo capito tutti com'è che funziona in Italia e come ragiona certa gente. Quindi, grazie a Dio, non è una cultura che mi appartiene. Torniamo a noi. Vi dicevo, Antonella sfida il tumore per la maternità, scrive Lanza, lei e il piccolo stanno bene, ha sospeso la terapia per non compromettere la gravidanza, un po' come Gianna Beretta Molla, oggi santa, questa dottoressa di Magenta in provincia di Milano che evitò di curarsi per mettere al mondo l'ultimo figlio e poi morì qualche tempo dopo e oggi è santa. Abbiamo la nostra Lisetta al telefono, pronto? Sì, buonasera signor Tonino. Allora, Lisetta, io volevo ripetere il fallimento dell'accoglienza sull'immigrazione, naturalmente, dica. tra parentesi. Allora, signor Tonino, i recenti fatti di cronaca certificano che il fallimento dell'accoglienza degli stranieri e la loro finta integrazione. Per fare un quadro vero di questa situazione, dico io, bisogna disegnarlo fuori dall'ipocrita cornice del politicamente corretto. Quelli che predicano l'accoglienza in realtà dicono che servono schiavi da pagare pochissimo per lavori che nessun italiano vuole fare. Allora, basti vedere con quale palese atteggiamento di superiorità gli italiani trattano gli stranieri, ancora di più se africani. Risultato di questa accoglienza, un bel punto di domanda, signor Tonino, una percentuale enorme delle persone che l'Istat dichiara in povertà assoluta è straniera. Una povertà, dico io, che tollerano e subiscono solo perché nei loro paesi di origine stavano peggio. Ora però ci sono le seconde generazioni, nate e cresciute in questa povertà, che non accettano, sentendosi, dico io, pure esclusi dalla società, che per il momento non ha bisogno di loro, ma poi li utilizzerà per i soliti lavori poveri, perpetuando il loro stato di povertà. È pur vero che qualcuno riuscirà ad emergere perché, come cantava Morandi, mi sembra 40 anni fa, sì, 1 su 1000 ce la fa. Ma il problema, signor Tonino, sono i restanti 999 che si comportano come vediamo. Alla fine si ribelleranno, secondo me, e vinceranno loro, come la storia insegna. E quelli che cinicamente campano di accoglienza lo sanno e fanno spallucce, dico io, consci che i futuri prevedibili guai, grazie all'anagrafe, non li riguarderanno. Tutto qua, io la saluto e una buona serata. Cara Lisetta, io non vedo errori, come si suol dire nel mondo dei meme, nel mondo di internet, non vedo errori. La verità è che questa carità pelosa ha prodotto una prima generazione che è stata sfruttata in una maniera indecente e una seconda generazione che dice: ma come, siccome io sono un italiano come tutti gli altri, però non godo dello stesso livello di benessere di cui godono tutti gli altri che vanno in giro, fanno, dicono, eccetera, eccetera, eccetera. E soprattutto il fallimento delle politiche di integrazione e di assimilazione. Non c'è stata nessuna seria politica di integrazione e di assimilazione in questo paese, questa è la verità. C'è solo questo buonismo e vabbè, poverini, però lo facevano anche a noi, però qua, però là, però questo, però quell'altro. Gli italiani, una volta io ho chiesto a mio padre perché se ne fosse andato al Canada, visto che lui era emigrato nel 64 in Germania e lavorava a Stuttgart alla catena di montaggio della Mercedes. E lui mi rispose: perché i tedeschi ci trattavano come noi trattiamo gli immigrati africani oggi. Quindi dice: ma perché sei andata al Canada? Perché lì ero pari tra pari, in mezza gente da tutto il mondo, in un paese 100 anni avanti, dove ogni giorno il governo ci ripeteva che eravamo noi quelli che avremmo portato il paese nel 2000, che avremmo fatto crescere il paese col nostro contributo. Ecco, la differenza tra avere una politica di integrazione e non averla è tutta qui. È tutta qui. Poi naturalmente nascono le generazioni successive che non sentendo questo paese come il loro e avendo soprattutto soffrendo della cosiddetta sindrome dell'emigrante, come la chiamava mio papà, cioè l'idea che tanto il paese alla fine resta sempre quell'oasi felice nella quale tutto va bene a differenza di qua che tutto va male, cominciano a odiare.
e cominciano a trovarsi male e poi vengono fuori Maranza e tutto il resto. Cosa sentite dire a questi ragazzi quando li intervista Del Debbio o quando li intervista Giordano? Noi protestiamo, noi non ci troviamo bene, noi odiamo questo paese. Se odi questo paese puoi tornare a quello dei tuoi avi, allora, se dobbiamo fare così. Però, come vedete, è tutto un problema proprio culturale, di mancata assimilazione e mancata inculturazione. Tutto qui. Tutto qui non proprio, perché su questo si gioca il nostro futuro e stiamo già vedendo in Francia con le banlieue che cosa sta succedendo, dove ogni 5-6 anni viene fuori una rivolta e per qualche giorno mettono a ferro e fuoco qualsiasi cosa. Va bene, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, vi ringrazio per essere stati con noi anche questa settimana. Domani alle 8 c'è il grandissimo Pier Vittorio Scimia, che come sapete è il padre di Liliana. Dopodiché alle 9:40, dopo il liberamento del direttore responsabile Giovanni Sallusti, c'è il garage dell'Alfista, con noi Walter Marano, il presidente del GAS, gruppo Alfisti Salernitani e Araba Phoenix di Battipaglia. Perché ci sono un sacco di novità da quelle parti e collaborazioni anche con gli amici del Club Catania Alfa Romeo, per cui avremo modo di sentire dalla sua viva voce che cosa sta succedendo. Altrimenti appuntamento lunedì alle 18:05 trattabili, sempre qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Ci salutiamo con Lionel Richie, All Night Long del 1983. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.